È ormai una tradizione, le frecce tricolori fanno tappa di strana per una sorta di prova generale in vista dell'ormai imminente stagione di esibizioni al via da Bari a metà maggio. Un'occasione per la mitica pattuglia acrobatica nazionale per collaudare una volta ancora le complesse e spettacolari figure che l'hanno resa celebre, un vero e proprio air show per i tanti appassionati invitati alla base del 51esimo stormo. Quest'anno le condizioni meteo non favorevoli, in particolare il forte vento, purtroppo hanno costretto il capo formazione Gaetano Farina e gli altri 9 piloti del 313° gruppo addestramento acrobatico dell'aeronautica militare, questa è la denominazione ufficiale delle frecce, a limitarsi all'esecuzione del cosiddetto programma piatto, uno dei 3 in repertorio, con evoluzioni a bassa quota, come sempre guidati dalle indicazioni a terra del comandante il maggiore pilota Mirko Caffelli. Ma il divertimento e le emozioni per le decine di ospiti assiepati con il naso all'insù non sono comunque mancati. Su tutti il sorvolo finale compiuto dalla pattuglia in formazione completa con i caratteristici getti di fumo dalla coda degli Aermacchi MB 339 PAN. Unica differenza, trattandosi di un addestramento, tutte scie candide anziché bianche, rosse e verdi, mentre gli altoparlanti diffondevano le note del Nessun dorma cantato da Luciano Pavarotti.